Amici ed amiche sportive, ben ritrovati, un saluto da Claudio Costanzo che dal comunale di Giammoro è pronto a raccontarvi quanto accaduto nella quinta giornata del campionato di allievi regionale siciliano. Per il girone C la Tirrenia Calcio ospitava il Messina Social School, padroni di casa che sono reduci dall'ottima vittoria sul campo esterno del Valerio Bacigalupo di Taormina per 0-1 sullo Sporting Taormina. Ospiti di mister Ardizzone che invece nell'ultima uscita hanno dovuto soccombere in casa per 3-0 contro la Ionica. Giallorossi che quest'oggi vogliono dare una scossa al proprio campionato e si schierano con un classico 4-4-2 che vede Schepis tra i pali, linea 4 formata da Tramacere e Risitano che vanno a posizionarsi sulla linea esterne, centrali da Leo e Gulletta, davanti a loro rispettivamente Giuffre, Giunta, Filoni e Ioli. Completano l'11 titolari la coppia d'attacco formata da D'Arrigo e Magazzù. Completo blu con inserti rossi per i padroni di casa. Ospiti invece col classico completino giallo-rosso, osservato anche in questo campo un minuto di silenzio in seguito agli episodi antisemiti accaduti nella curva sud dell'Olimpico di Roma. Tributiamo anche noi il nostro silenzio alle tante vittime ebree e poi vediamo le due squadre stringersi a cerchio per darsi l'ultima carica prima della battaglia. Sarà il Messina Social School a gestire il primo possesso da sinistra verso destra. Si apre con un calcio d'angolo di Risitano. I tentativi offensivi dei ragazzi mister Ardizzone che riesce a trovare Gulletta tutto solo nel cuore dell'area di rigore, che svetta più in alto di tutti ma non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta difesa da Anastasi. Poi Magazzù va via come un treno velocissimo alla linea difensiva della Tirrenia, calcia alto e si accascia a terra, complice anche un colpo subito al volto. Lo stesso numero 11 semina panico tra le maglie blu della difesa avversaria, serve tutto solo in mezzo all'area D'Arrigo che non riesce però a firmare il gol dell'1-0. Passano 18 minuti per la Tirrenia per farsi vedere dalle parti di Schepis che riesce a risolvere una mischia furibonda in area di rigore. Ancora Messina Social School che però è partita meglio, sempre con Magazzù, la palla finisce sul mancino di D'Arrigo e questa volta riesce a centrare la porta. Nastasi gli nega il gol del vantaggio e poi non riesce Giuffre a deviare in rete il gol che poteva valere l'1-0 per i ragazzi del Messina Social School. Dall'altro lato per la Tirrenia ci prova Nicola Abate direttamente a calcio piazzato e sballato però il suo mancino. Altra trama interessante dei ragazzi locali. Risitano però fa buona guardia e manda il pallone in corner. È lo stesso numero 3 del Messina Social School che allo scadere della prima frazione di gioco fa un'accelerazione prorompente sulla sinistra. Il suo cross però non trova nessun compagno in mezzo all'area. Terminerà così la prima frazione di gioco. Reti bianche, Tirrenia Calcio 0, Messina Social School 0. Ospiti sicuramente meglio in questa prima frazione di gioco. Tirrenia che si è riuscita a difendere in qualche modo e ha negato ai ragazzi mister Ardizzone un vantaggio più che meritato. Si torna in campo dopo una breve pausa con i primi cambi per la Messina Social School, con Ioli e Tramacere che lasciano campo a Ceraulo e Scandurra, quando dall'altro lato però è la Tirrenia a farsi vedere dalle parti di Schepis con questo destro morbido sul quale non ha grossi problemi l'estremo difensore della formazione giallorossa. Messina Social School che si riaffaccia in avanti sempre con Magazzù, il più ispirato dei suoi quest'oggi, che però non riesce a trovare lo specchio della porta col destro al termine di un'azione personale. Al 20esimo però l'azione più clamorosa, pallo dentro sul quale arriva ancora una volta Gulletta, traversa e poi linea per il giovane difensore del Messina Social School che è sfortunato in questo caso, non riesce a trovare il gol del vantaggio. Ancora Messina Social School che la fa da padrone. Giuffre ha una buona occasione, sarà l'ultima per lui di questa gara, infatti di lì a poco lascerà a campo a Mario Ingegneri. Sicuramente meglio quest'oggi giallorossi. Lascerà il campo anche Scandurra a favore di Lino Denaro. Quando c'è ancora un'occasione da calcio d'angolo, la palla arriva proprio al neoentrato Denaro che però centra solo l'esterno della rete. E questa l'ultima occasione della gara. Arriva infatti di lì a poco il triplice fischio del direttore di gara. Game over a Giammoro. Tirrenia Calcio 0, Messina Social School 0. 2 punti mancati più che uno guadagnato per i ragazzi di mister Ardizzone che comunque muovono la propria classifica salendo a quota 7 punti, uno in meno degli avversari odierni. E allora anche per quest'oggi a Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Restate connessi e sfondate il tasto mi piace.